Buongiorno in diretta dalla redazione di Focus TG. Stiamo seguendo da questa mattina su Antenna 3 i funerali di Alex Zanardi, circa 2000 persone davanti al sagrato, ovviamente la chiesa gremita, tanti personaggi dello sport, tanti amici, il dolore della famiglia, il grazie della famiglia sul sagrato a coloro che hanno applaudito l'arrivo del feretro. Abbiamo in diretta una delle nostre inviate, Chiara Gaiani, con Cristian Roque Allende. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. È iniziata l'ultima corsa di Alex Zanardi, la celebrazione eucaristica che si svolge all'interno della Basilica di Santa Giustina è arrivata al momento della comunione per espressa volontà della famiglia. Questa è rimasta una cerimonia per quanto possibile e, passatemi il termine, intima. Hanno voluto essere loro, con tutti gli amici, con tutte le persone di cui parlavi tu, con 2000 persone, a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, ma senza la presenza all'interno della Basilica di Santa Giustina delle telecamere. Un momento davvero commosso, commovente. Prato della Valle è in silenzio da circa un'ora, da quando è iniziato il funerale, che è presieduto da Don Marco Pozza, il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, che era amico di Alex Zanardi, con accanto il parroco di Santa Giustina, padre Federico Lauretta. Nella sua omelia il Don Marco Pozza ha proprio raccontato quello che abbiamo anche noi vissuto in queste ore, accanto a tutte le persone che sono qui: lo sportivo Alex Zanardi, il campione, ma soprattutto l'uomo, soprattutto un grande maestro di resilienza. A salutarlo all'interno della Basilica con la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che proprio prima di entrare in chiesa hanno detto un grazie a tutti, proprio di cuore, con un bacio mandato alle persone che erano fuori dal figlio Niccolò. Ci sono tante personalità del mondo dello sport, c'è il ministro Abodi, c'è il presidente del CONI Malagò, esponenti del CONI Veneto, del Comitato Paralimpico, c'è Bebe Vio, poi ci sono le autorità cittadine, c'è ovviamente il presidente del Veneto Stefani, c'è il presidente del Consiglio regionale Zaia, il sindaco di Bologna, l'Epora, accanto al sindaco di Padova. Ricordiamo che proprio in queste ore in tutto il Veneto è lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna e anche a Noventa Padovana, la città, il comune proprio alle porte di Padova dove viveva Alex Zanardi. Il feretro di Alex Zanardi è partito alle 10:30 dall'OIC l'Opera Immacolata Concezione, la struttura che si trova a Padova, dove ha vissuto gli ultimi 3 anni, dove si è spento il 1° maggio. Dicevamo, ci sono tante persone comuni che ci hanno raccontato ognuno una piccola storia di Alex Zanardi. Te ne cito solo una, arrivato da Campodarsego, la persona che per prima ha stretto le fascette attorno alle gambe di Alex Zanardi, che non c'erano più, doveva salire in kart. Suo figlio non voleva, e ha detto: ci vado io. E allora questa persona gli ha stretto le fascette attorno alle gambe e Alex ha detto: ha corso fortissimo. È arrivato con un grande cartellone, ma vi racconteremo questa storia davvero bella, una storia tra le storie all'interno dei servizi di questa sera. Nel frattempo è in corso la distribuzione della comunione, quindi la Santa Messa sta arrivando ormai alle battute finali. Noi continueremo a seguirla e siamo ovviamente a disposizione, direttore. A Chiara Gaiani, a Cristian Roque Allende, e la messa che è ancora in corso è stata officiata da Don Marco Pozza, che abbiamo sentito prima dell'inizio. Sentiamo. Oggi, oltre che come sacerdote, come uomo, come si affronta una giornata così?
Si affronta come ho affrontato il funerale di Marco Pantani, come ho affrontato il funerale di mio padre e come affronto il funerale delle persone che muoiono in carcere. La liturgia è meravigliosa perché mette tutti sullo stesso piano. Oggi per me non è uno show, oggi tributo gli onori massimi della pietà cristiana ad un amico che mi ha reso orgoglioso della sua amicizia e questo mi ha fatto tanto bene come uomo prima che come prete. Così Don Marco Pozza, e sentiamo anche le parole di Luca Pancalli, che è il presidente del Comitato Paralimpico. A volte laddove vediamo qualcosa che apparentemente è impossibile, non è che la soglia del possibile. Cosa ha lasciato? Come ha rilanciato il movimento paralimpico? Lui ha avuto questa grandissima capacità di attrarre attenzione, di saper essere umile, parlare di cose importanti in modo semplice che riuscivano a stimolare la comprensione della gente e non la compassione. La ringrazio. Qual è il suo ricordo oggi di Alex? Lo ricordo e lo ricorderò per sempre sorridente, come è stato, vittorioso, vincente, come è stato, ma soprattutto con una grande e straordinaria capacità di ironia e di rendere la normalità straordinarietà. Come è stato lavorare a suo fianco? È stato divertente perché lui era una persona molto divertente, sempre sorridente, lo ricordo sempre, lo ricorderò sempre così, ma anche molto stimolante perché poi ci confrontavamo, lui con i suoi progetti, io con le mie scartoffie all'epoca di presidente, mi prendeva pure in giro, però è stato molto bello, molto stimolante per entrambi, spero. Poi ha lasciato anche una grande realtà a livello sportivo. Le medaglie paralimpiche che ha vinto. Mi pare che a livello sportivo quello non si discute, quello che è riuscito a fare, ma guardate, non solo per lui ma anche per la squadra, per i suoi compagni di squadra. Lui era un vero e proprio evangelizzatore dello sport, li andava a cercare, li stimolava. L'obiettivo 3, questa sua fondazione che ha messo a terra per promuovere sempre più il mondo paralimpico, lui era questo. Presenti ai funerali di Alex Zanardi anche tanti giornalisti sportivi. Sentiamo Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport. La telefonata del 2001, 15 giorni dopo l'incidente, quando riaccese il cellulare e scherzava. E io non riuscivo a capire per quale motivo scherzasse, non aveva le gambe, aveva la vita l'aveva recuperata in un modo impressionante. E un mese dopo mi disse: Ivan, ti farò una sorpresa, e si alzò in piedi ai caschi d'oro. Una delle emozioni più forti della mia vita, ma lui era questo, è indescrivibile. Io ti dico sinceramente, non ho mai capito da dove traesse questa forza. Forse ieri sera la telefonata della mamma è stata molto molto chiarificatrice, da lei, da Anna, perché era molto amica di mia madre e mi raccontava cose incredibili di lei, ma ieri sera la serenità con la quale ci siamo parlati è stata sconvolgente, te lo dico sinceramente, mezz'ora di telefonata incredibile. Ci ha insegnato moltissimo. Ci ha insegnato delle cose che forse noi non siamo in grado di capire, perché questa reazione assoluta a tutti i problemi, gli incidenti della vita, considera che ha perso il papà, ha perso la sorella, eppure lui sfidava continuamente se stesso e la vita, il grande ottimismo e la grande reazione. Ecco, la cosa più bella che ho pensato è tutto quel bene che ha fatto le persone con portatori di disabilità, le ha fatte uscire di casa, no? Le persone che pensavano che non ci fosse più vita oltre la disabilità, invece lui è riuscito a fargli capire che si poteva vivere anche con un handicap fisico. Un grande sportivo ma anche un grande uomo. Per forza, però io credo inarrivabile, era superiore, era indubbiamente superiore, perché se noi ci medesimiamo in tutto quello che lui ha vissuto, sofferto, sia privatamente che anche personalmente, non siamo in grado di immaginare qualcosa di... Noi in grado di fare le cose che faceva lui, ecco, questo io non sono in grado, penso che sarei depresso dalla mattina alla sera, invece grazie a Dio esistono persone come lui, come Bebe, come Giusy, Versace, che hanno fatto veramente loro hanno fatto veramente qualcosa di importante. Ieri sera pensavo una cosa che può essere anche una battuta, però senza gambe ha lasciato un'impronta incredibile. Pensa, credo che questa è la sintesi di Alex. C'è un rapporto particolare proprio con i giovani. Ma io spero che sia veramente
ci sia l'emulazione anche di Alex da questo punto di vista, perché sia a livello, lui era portato da personaggio perché lui era un grande affabulatore, un grande raccontatore, infatti la televisione se ne accaparrò subito. Sì, è un esempio, sicuramente un esempio che purtroppo tanti non seguiranno, forse perché è inarrivabile da questo punto di vista, cioè incredibile, quello che lui era incredibile. Qualcosa dell'Alex? Lascia quello che ti ho detto, cioè lascia la libertà che ha concesso a tante persone con disabilità, cioè la libertà di vivere una vita. Gli ha detto: ragazzi, si vive serenamente anche con quello che ci resta fondamentalmente, no? Con quello che siamo, e poi se a qualcuno non va bene che se ne frega. Così Ivan Zazzaroni davanti al Sagrato. Vediamo, sono tanti titoli che sono usciti sui giornali locali. Alex Zanardi, questo è il Gazzettino, oltre 2000 a Santa Giustina, Landbike sull'altare, gli amici baciano il feretro, l'abbraccio tra mamma Anna e Don Pozza, la commozione degli atleti. Aveva ragione Zazzaroni, ha dato proprio un esempio di forza, di coraggio, di eroismo che tanti giovani dovrebbero seguire, ma era inimitabile, è vero, inarrivabile. Allora vediamo tanti cittadini comuni, persone che l'hanno conosciuto ma che anche non lo conoscevano, che hanno sentito il dovere di andare a tributargli un ultimo omaggio. Da dove arriva? Da Bologna. Conosceva Alex? Sì, Che ricordo ha di Alex Zanardi? troppo bello, troppo buono, è gentile, è una persona veramente, è stato una vera persona speciale. Con tutte le persone che ho conosciuto lui era uno di quelle che era una persona veramente splendida. Ha un ricordo che vuole condividere con noi e con chi ci ascolta? Di pensare sempre a lui col suo sorriso e la sua bontà. Ha dei girasoli, li vuole lasciare ad Alex Zanardi, perché? Perché si voltava sempre verso il sole. Ha sentito proprio il bisogno di essere qui? Sì. Ha un legame, un affetto particolare che la lega a lui? La sua testimonianza per il coraggio. Ecco, questo io penso che è un esempio per tutti noi. Da dove arriva? Io da Foussò. È venuta qui oggi perché lo conosceva, ha avuto dei contatti o perché voleva salutarlo? Sì, l'ho conosciuto a una rappresentazione di un suo libro che mi ha fatto anche la dedica. Che cosa le ha scritto, se lo ricorda? Ho voluto che glielo dedicasse a mio figlio che aveva avuto un incidente grave. E allora ha scritto ad Alberto con simpatia. E questo ha aiutato suo figlio? Penso di sì. Si è sentita di vedere lui un esempio, uno stimolo ad andare avanti, una forza? Era grande, non so dove la prendesse quella forza. Grande, una persona bella, umile anche, semplice, insomma, alla portata di tutti, insomma. E non poteva mancare oggi? Sì, ho voluto sì, a dare un ultimo saluto. Mi ricorda la laurea di mia figlia, lui era l'ospite, e mi ricordo sempre che è sceso dal suo sgabello e ha detto: di fronte a tutti questi dottori mi tremano le gambe. C'è un senso ironico di com'era Alex, secondo me. Dopo io ho fatto delle maratone con lui, che lui era ospite, cioè era con l'handbike davanti, noi sulle retrovie, dopo siamo andati lì a salutarlo, era una persona fantastica. Doveva essere qui stamattina? Dovevo essere qui, sì. Ovviamente tanti rappresentanti delle istituzioni, tanti politici, il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Sindaco, era doveroso essere qui oggi per salutare Alex Zanardi. Ci mancherebbe altro. Penso che sia tutta la nostra comunità deve a lui qualcosa. Superman sotto l'aspetto sia fisico che morale, avere tante persone di questo genere. Ha insegnato a tutti a non porsi dei limiti, a superarli e nelle difficoltà. Non mollava mai, ma questo non mollava mai sul serio. Per cui era incredibile sotto tutti gli aspetti, morale, ma proprio mollava mai. Io quando lo vedevo sfrecciare con il bike, sapendo che aveva avuto, ero sbalordito.
uno incredibile. Così il sindaco di Padova Sergio Giordani, presenti anche il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Alex io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo, un grande l'emblema della positività, perché poi da quell'incidente del 2001 nel quale ha perso le gambe poi c'è stata tutta una rimonta. Poi ricordiamo un atleta paralimpico che ha vinto un sacco di ori, penso a Rio, penso all'argento di Londra, quindi anche un palmarès di tutto rispetto nonostante quello che fosse accaduto. Un atleta che aveva anche un forte legame con il Veneto, con Padova in particolare. Beh, decisamente sì, guardi, io l'ultima volta che l'ho incontrato era per un'iniziativa benefica per fare dei pozzi e una scuola in Sud Sudan, tanto per dire quanto legato era al nostro territorio, perché era promossa poi da veneti questa operazione, da imprenditori veneti. Lui era attento al sociale e poi dava sempre messaggi positivi, no? I famosi 5 secondi, no? E non concentrarti su quello che non hai fisicamente, ma concentrarti su quello che hai. Lui lo ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere, a fare ori paralimpici. Io faccio le mie condoglianze a Daniela e a Nicolò, suo figlio. Lui è sempre stato molto legato alla famiglia. Noi siamo riusciti, io ho avuto dei contatti con Daniela quando ha fatto l'ultimo incidente del 2020, poi lui è un po' peregrinato in giro per gli ospedali, poi è venuto qui all'azienda ospedaliera di Padova, insomma gli abbiamo voluto tutti bene. Cosa resta di Alex? Resta il messaggio, solo i pessimisti non fanno fortuna, mi permetto di dire una cosa che dico sempre io, ma che comunque era la sua cifra, no? Cioè non concentrarsi sempre sul proprio potenziale dimenticando quello che non si è. Come quando ha perso le gambe? Beh, nel 2020 lui nel 2001 ha perso le gambe e ha dimostrato che concentrarsi sull'altra parte del corpo che è rimasta gli ha permesso di diventare atleta paralimpico, vincendo gli ori, Rio, vincendo a Londra e molto altro ancora, quindi un palmarès di tutto livello. L'ho avuto con le 4 ruote e l'ho avuto anche con l'handbike. Sì, il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Sentiamo le persone che lo hanno visto da vicino a Noventa Padovana, dove abitava da anni con la sua famiglia. Un uomo coraggioso e bravo. Mi ha dato un bel esempio. Sì. Personaggio unico. Fa venire i brividi alla schiena. Dio. Tutti lo ricordano come un esempio proprio. Esatto, sì. No, ma peccato. Ma anche perché ha ragione, ha avuto vicissitudini proprio e la voglia e la volontà di reagire in quelle maniere. L'ho conosciuto. Che ricordo ha di lui? Una gran brava persona, in tutti i sensi, sia nello sport che nel personale. Tutti lo ricordano come un esempio proprio. È stato un esempio per tutti noi. Oggi c'è lutto cittadino qui a Noventa, bandiera a mezz'asta, insomma la comunità lo vuole ricordare. Certo, fanno bene. Mi dispiace tantissimo, ci ha insegnato come vivere. Una vita di grandi gioie, di grandi dolori e delusioni. È stata scandita questa esistenza da successi, anche da incidenti. Dopo l'infanzia da pilota di kart arrivò la Formula 1, quindi i trionfi da atleta disabile. Infine il buio degli ultimi anni dopo l'incidente sulle strade della Toscana nel 2020. La sua handbike si schiantò contro un camion. Una vita divisa in 3 parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana. Prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente, sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi, è chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere
è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa, io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme era uno dei suoi punti di partenza preferiti. Veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto. È tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Ci collegheremo di nuovo con i nostri inviati alla messa funebre di Alex Zanardi a Padova, ma adesso andiamo avanti con altra cronaca, una tragedia all'alba a Venezia in zona San Polo, dove un ventenne è morto annegato dopo essere finito in acqua con altri 3 giovani. 2 componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione che passava, mentre il ventenne, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute 2 autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7:15 di questa mattina i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della terza persona, un giovane di 20 anni, purtroppo privo di vita, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, proprio nel cuore di Venezia. Presenti sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del SUEM 118. Il caso di Alex Marangon rimane ancora un giallo, salvo che affiorano nuovi particolari dall'inchiesta. Tutti i partecipanti, tranne uno, avevano assunto l'ayahuasca. In 7 sono risultati positivi alla cocaina. È il risultato della perizia sui capelli delle 17 persone che avevano partecipato al rito sciamanico nel quale ha perso la vita il giovane Marangon. La perizia compiuta da uno specialista in tossicologia ha certificato senza alcun dubbio l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per la maggior parte dei partecipanti al rito sciamanico nell'abbazia di Vidor, ma non può stabilire con esattezza il periodo in cui queste siano state consumate. Ma il dato che fa riflettere è che 16 su 17 persone sono risultate positive all'ayahuasca, non solo, ma 7 anche alla cocaina. Quasi tutti erano stati sottoposti all'esame del capello. All'appello mancano 3 partecipanti alla cerimonia. Dopo mesi sono emerse le prime verità. Ora bisognerà attendere le decisioni della procura, che aveva già indagato 5 persone per morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Un rito sciamanico che era terminato in tragedia. Alex Marangon era morto la sera tra il 29 e il 30 giugno 2025 e ritrovato su un'insenatura del Piave soltanto il 2 luglio. Il 25enne barman di Marcon era precipitato dalla terrazza dell'abbazia di Santa Bona, un volo di 15 metri che non gli aveva lasciato scampo. Alex sarebbe precipitato in preda ad una psicosi dopo l'assunzione di sostanze psicotrope. Anche nel corpo del 25enne erano state trovate le medesime sostanze. Nella relazione viene spiegato che le concentrazioni dei componenti dell'ayahuasca ritrovate nei campioni dei partecipanti al rito, 3 segmenti di capello fatti risalire a periodi diversi, possono in realtà indicare un consumo se non proprio abituale, quantomeno un'assunzione ripetuta nell'arco del periodo considerato e che non possono essere circoscritti al giorno esatto. Questo significa che non si può dire con certezza se quella sera del 29 giugno i partecipanti abbiano consumato o meno l'ayahuasca, anche se è probabile. Servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Edoardo Paris e Tony Paul. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. Il Tribunale di Vicenza ha condannato a quasi 5 anni di reclusione la donna che uccise il fidanzato un anno fa a Schio. Il giudice ha riconosciuto l'omicidio preterintenzionale. Kelly, poche ore prima di essere ucciso, aveva annunciato sui social che avrebbe sposato la fidanzata Queen. Invece, tra di loro era drammaticamente precipitato tutto, dalla felicità all'aggressione mortale.
Queen Inabuele non voleva ucciderlo, per questo l'iniziale imputazione di omicidio volontario è diventata di omicidio preterintenzionale. La 37enne nigeriana è stata condannata dal Tribunale di Vicenza a quasi 5 anni di reclusione per aver ucciso il fidanzato Kelly Egbon durante una lite. La tragedia avvenne il 6 gennaio dell'anno scorso a Schio, in un appartamento di Piazzetta Garibaldi. L'imputata aveva trascorso la giornata con il compagno, 32 anni, morto dissanguato dopo un'unica coltellata alla gamba. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla procura, la discussione tra i due era degenerata rapidamente dopo aver bevuto alcolici. Il fendente aveva provocato una grave emorragia risultata fatale. In un primo momento la donna aveva parlato di un incidente domestico, versione smentita però dai rilievi dell'autopsia. Nel corso delle indagini ha poi ammesso di aver colpito il compagno, sostenendo di aver agito per difendersi. Il tribunale ha escluso la volontà di uccidere, riqualificando il reato da omicidio volontario aggravato a omicidio preterintenzionale. Determinante per l'entità della pena la scelta del rito abbreviato, che a Queen Inabuele, difesa dall'avvocata Rachele Nicolin, ha consentito lo sconto di pena di 1/3. Disposto un risarcimento di 74.000 euro ai familiari della vittima. Un dramma, dunque, che si chiude in aula, ma che lascia aperte le ferite di una tragedia maturata tra le mura di casa. Servizio di Ivano Tolettini e la tragedia di Sanfior, dove un malore fatale ha stroncato la vita di una bimba di 13 mesi. Sono stati inutili tentativi di rianimarla. Mia figlia era bellissima, un angelo, ha detto suo padre, aveva una malattia questa bambina dalla nascita ed era assistita in casa. Bella, fammi... Bellissima, un'angela. Noi fatto compleanno in questo posto. Il compleanno? Sì. Un anno? Sì, mese scorso ho fatto un anno lei, il 2 aprile. Si aggrappano le foto che scorrono sul cellulare i genitori della piccola Sidratul. Papà Sunni le guarda con orgoglio e infinita tristezza, e non potrebbe essere altrimenti all'indomani del malore che le è stato fatale nell'appartamento della famiglia in un condominio lungo via Europa a Sanfior. A nulla sono valsi i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 di salvarla dopo una crisi respiratoria, lei che dalla nascita doveva fare i conti con una malattia congenita. Quando lei è nata noi abbiamo già capito che lei ha insufficienza renale. Dopo lei è nata a Treviso, ospedale di Treviso, hanno trasferito a territorio neonatale a Padova, è stato lì 1 mese e mezzo, dopo trasferito a nefrologia, cominciato a curare. Cominciato dialisi. La piccola resta ricoverata diversi mesi, con lei c'è la mamma Yuma, poi il ritorno a Sanfior, dove inizia una quotidianità fatta di cura e attenzioni. Portato a casa, anche noi abbiamo la macchina, anche tutte le cose dialisi facevo a casa 14 ore ogni giorno. Attorno alla famiglia in queste ore l'intera comunità bengalese, ma non solo. Lo stesso Sunni è da 17 anni in Italia e ora lavora in una pizzeria da sport a Conegliano. Sidratul riposerà qui nel cimitero di Sanfior, dove il fratellino di nemmeno 4 anni frequenta l'asilo. Il papà vuole che stiano vicini. Lui studia infanzia lì a Sanfior, quindi ogni giorno posso vedere i figli. Mercoledì l'ultimo saluto con rito musulmano bengalese. La famiglia trova forza nella fede. Anche fortunata. Fortunata vuol dire Dio è piaciuto a lei, così portato a lei subito. Perché tutti gli angeli è una fortuna di Dio propriamente, è un regalo di Dio. Servizio di Christian Arboit, vediamo una notizia di poco fa pubblicata al giornale di Vicenza: intossicazione alimentare tra giovani, 7 in ospedale al San Bortolo di Vicenza dopo una festa privata. I sintomi manifestati dopo il consumo di cibo da asporto, indagini in corso per individuare l'origine del malessere.
Incidenti stradali e lo schianto, terribile schianto a Carbonera. Silvia Zampieri, una giovane psicologa, non ce l'ha fatta, è morta a 5 giorni dal gravissimo sinistro. Lavorava dal 2023 alla cooperativa alternativa Vascondi Carbonera nel Trevigiano, disposta alla donazione degli organi. Ha combattuto per 5 giorni dopo il drammatico incidente avvenuto in via Codalunga Carbonera. Il cuore di Silvia Zampieri ha cessato di battere nelle scorse ore. 32 anni, nata e cresciuta a Carbonera, da un paio d'anni era residente a Casier. Lo schianto mercoledì scorso, un frontale tra l'auto della donna ed un'altra vettura. Per cause ancora in corso di accertamento, la 32enne ha perso il controllo della sua Toyota Yaris e si è scontrata con l'Audi guidata da un 53enne. Sull'incidente proseguono gli accertamenti da parte della polizia locale di Villorba, mentre la procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Fra le ipotesi potrebbe esserci quella di un malore improvviso della 32enne. Le condizioni di Silvia erano apparse subito gravissime ed era stata trasportata all'ospedale di Treviso. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Laureata in psicologia di comunità presso l'Università degli Studi di Padova, da 3 anni era collaboratrice della cooperativa alternativa di Vascondi Carbonera e coordinatrice della Casa Le Nuvole di Ponte di Piave. Silvia lascia un vuoto profondo, che però noi colmeremo con tutto quello che lei ci ha lasciato. Lo colmeremo soprattutto con la sua allegria, col sorriso che lei sempre aveva ogni giorno e con la sua voglia di guardare avanti verso progetti nuovi orizzonti. Ma soprattutto lo colmeremo con la sua attenzione agli ultimi, alle persone fragili, alle quali aveva pensato e stava dedicando la sua vita professionale. Silvia aveva scritto nella sua pagina web: ogni persona è unica e tutte hanno dentro di sé risorse che possono riattivarsi. A volte basta un punto di vista, un'esperienza diversa, una piccola azione fuori dallo schema. Grazie Silvia per tutto quello che ci hai donato. È il tesoro più prezioso che avremo con noi ogni giorno. E la tragedia ha costato la vita a Roberto Bordini, 60enne morto in Polesine in un terribile incidente stradale. È stata aperta un'inchiesta. Le ultime parole dell'uomo sono state per la moglie, che era in moto con lui a Montebelluna, dove la famiglia risiedeva. C'è uno shock tra coloro che lo conoscevano. Il pensiero ultimo è stato per sua moglie. Era vivo, mi diceva Stefania, e si preoccupava per lei. Diceva: Stefania, ti sei fatta male, come stai? Non sembrava così grave e purtroppo invece è andato. Da quello che mi dice la moglie sembra che abbia avuto un arresto cardiaco. Ha il cuore pesante la signora Antonella, cugina di Roberto Bordin, il 60enne morto nello scontro tra la sua moto e quella di un 16enne sulla strada tra Adri e Portoviro. Con l'uomo c'era la moglie, Stefania Mazzonetto, 55 anni, che nell'urto ha riportato una lesione alla caviglia. Ferito anche il ragazzo dell'altro mezzo, con le indagini affidate ai carabinieri coordinati dalla procura di Rovigo, che ha disposto tutti gli accertamenti del caso. Ma a Montebelluna è solo e soltanto il momento del dolore. Marito e moglie si stavano recando a Ferrara per assistere a una partita di calcio di uno dei 2 figli, il maggiore. In via Sant'Antonio, dove vive la cugina Antonella, ci sono ancora l'anziana madre di Roberto, 90enne, e il fratello. Sarà una mancanza grave per tutti quanti, perché era ed è, per me è ancora come se fosse vivo, una persona così stupenda, solare, attaccata alla famiglia, ma non solo alla famiglia che ha composto, a tutta la famiglia, me compresa. Io sono annientata, ecco, basta. Roberto e Stefania, dicono tutti, erano una coppia affiatata. Da qualche anno si erano trasferiti da Contea in una nuova abitazione in via Visna. L'uomo era responsabile commerciale di un'azienda dello Sport System. Amici e vicini di casa faticano a crederci. Sono scioccata veramente. Quando ho letto l'articolo sul giornale sono rimasta senza parole. Conoscevo perché abito qua e loro sono rimasti qui fino a qualche anno fa
tranquillissimi, gentilissimi e splendidi. Profondamente scosso anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, cugino del 60enne, che preferisce non aggiungere altro se non esprimere l'affetto per Roberto e la vicinanza a moglie e figli. Ora l'intera comunità attende di dare il suo ultimo saluto. Servizio di Christian Arboit, un intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 5:30 a Cessalto, in via Bidoggia, per un incendio divampato all'interno di un'abitazione privata sviluppata su 3 piani. Durante l'operazione di spegnimento, le squadre dei pompieri hanno rinvenuto all'interno di una stanza il corpo privo di vita di una donna di 81 anni. L'intervento ha impegnato molti mezzi e molti uomini. Ingenti danni riportati dalla struttura. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e l'accertamento sulle cause dell'incendio. Presenti sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del SUEM 118. Ancora gli incidenti e in questo caso i funerali di Fausto Lamonato, il 56enne rimasto vittima del tragico scontro avvenuto sabato nel tardo pomeriggio a Monastieri. Il centauro, residente a Ponzano Veneto, in sella alla sua Harley Davidson, stava tornando a casa quando ha perso il controllo del mezzo, finendo dentro un fossato. Nulla da fare, è morto sul colpo. L'addio nella chiesa parrocchiale di Cusignana dal Cafoncello alle 14:45. Mercoledì 6 maggio alle 20, sempre nella chiesa di Cusignana, ci sarà un rosario in memoria del 56enne, conosciuto e stimato anche per la sua attività professionale. Era il titolare della ditta Intotecnica con sede a Meolo, nella vicina provincia di Venezia, e i suoi funerali si terranno giovedì 7 maggio alle 15:30. E a Vittorio Veneto l'ultimo saluto a Marianna Racovita, il 19enne morto mercoledì scorso nell'incidente di Tovena. La cerimonia con rito ortodosso nella chiesa di Santa Giustina a Vittorio Veneto, dove la famiglia viveva. La bara e i fiori bianchi, le candele e la foto di Marian sorridente con le montagne sullo sfondo. In tanti si sono stretti alla famiglia nell'ultimo saluto a Marian Racovita, il 19enne di origini moldave, morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in un incidente nella piazza di Tovena di Cison di Valmarino. Ha perso il controllo dell'auto di rientro da una serata in compagnia e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato violentissimo. Marian si è spento il giorno dopo all'ospedale Cafoncello. Viveva a Vittorio Veneto e nella parrocchiale di Santa Giustina è stato celebrato il funerale con rito ortodosso. Ad accompagnare il feretro la mamma Lyudmila, il papà Dima, i fratelli e i parenti tutti. In chiesa anche i tanti amici di Marian, i compagni di scuola che l'hanno salutato con parole d'affetto. Ciao Marian, siamo tutti qui per te e non riusciamo ad accettare il fatto che tu ci abbia lasciato troppo presto. Nonostante poco tempo passato assieme, in ognuno di noi hai lasciato un segno indelebile, facendoci divertire e creando una squadra e soprattutto lasciando 1000 ricordi. Ti vogliamo ricordare con il tuo gran sorriso e con il tuo modo di fare libero. Un abbraccio dalla tua classe GE, rimarrai sempre nei nostri cuori, proteggici da lassù per farci andare, come dicevi tu, tutto regola. Al termine della funzione religiosa, in cielo sono volati tanti palloncini bianchi a forma di cuore ed un applauso ha accompagnato Marian nel suo ultimo viaggio. Servizio di Marta Marangone. Si è conclusa pochi minuti fa la messa funebre per Alex Zanardi a Padova. Andremo tra poco, torneremo sul Sagrato per vedere la partenza del feretro, ovviamente alla presenza di tante persone che sono andate a rendergli l'ultimo saluto. Ma adesso andiamo a Noventa Padovana, dove Zanardi abitava con la famiglia. In diretta c'è Marta Zatta. Te Marta.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo proprio davanti al municipio di Noventa Padovana e lo potete vedere, le bandiere a mezz'asta in segno di lutto per questo grande campione, grande uomo, come lo hanno ricordato tutti i concittadini con i quali abbiamo parlato questa mattina. Veramente si commuovevano davanti alle nostre telecamere e faticavano veramente a parlare e a ricordarlo. Appunto Alex viveva proprio qui da oltre 20 anni, aveva scelto Noventa Padovana come città, insomma, dove vivere con la moglie e il figlio Nicolò, e proprio purtroppo nel 2022 l'incendio nella sua casa, nel tetto, nei pannelli fotovoltaici che avevano compromesso anche appunto i macchinari ai quali era attaccato, e da qui appunto il trasferimento alla Fondazione OIC, dove appunto è rimasto gli ultimi 3 anni della sua vita e dove il 1° maggio è morto. Proprio il giorno prima la moglie, come ogni giorno, era andato a trovarlo. Subito dopo la sua scomparsa la famiglia aveva anche diramato un comunicato dove spiegavano che insomma se n'era andato in completa serenità, insomma, nell'amore appunto dei suoi familiari. Ma appunto quello che colpisce anche il messaggio, il segno che ha lasciato nei cittadini, anche magari di chi non lo conosceva personalmente, lo vedeva magari anche solo sfrecciare proprio nelle strade di Noventa Padovana con la sua handbike, che parlano di un uomo forte, un uomo che ha saputo dare un messaggio estremamente positivo e dal quale soprattutto molte persone hanno saputo trovare anche una forza che non pensavano di avere. Oggi, in segno di rispetto, anche i negozi di Noventa Padovana hanno tenuto le serrande abbassate, oppure chi ha deciso di tenere anche le luci spente, proprio per segno di rispetto verso questo grande uomo. E inoltre anche alle 11 il sindaco Bano ha invitato al minuto di silenzio nelle scuole, insomma, sempre per una questione anche di rispetto e anche per dire grazie, insomma, per aver scelto anche Noventa Padovana come città in cui vivere, dove tuttora vive la famiglia. Ecco, con le bandiere, con l'immagine delle bandiere a mezz'asta alle nostre spalle, noi ti ridiamo la linea. Grazie. Marta Zatta, Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Torniamo davanti alla chiesa di Santa Giustina, vediamo finita la messa funebre, vedete i sacerdoti che stanno uscendo. La messa è stata officiata da Don Marco Pozza, che ai nostri microfoni ha detto non c'è un funerale diverso dagli altri, ha citato altre esequie che ha dovuto, appunto, a cui ha presenziato, e ha avuto parole di grande stima per quello che ha definito un grandissimo amico. Lo conosceva da tanti anni, avevano proprio stabilito un legame di profonda amicizia. Ecco l'uscita, vediamo in diretta le immagini, l'uscita del feretro tra gli applausi della folla. Sentiamo se c'è il commento di uno dei nostri inviati eventualmente, ma continuiamo a vedere queste immagini. Ricoperta di fiori bianchi. Prima dell'inizio della messa, proprio dal sagrato, la moglie e la famiglia si erano rivolti alla folla ringraziando proprio per la grande partecipazione. Circa 2000 persone presenti, si era parlato forse di migliaia di persone, probabilmente il maltempo ha provocato una diminuzione delle persone che sono arrivate per rendere l'ultimo saluto a un grandissimo campione, a un uomo straordinario. Abbiamo sentito tanti commenti, tante parole che hanno ricordato anche l'esempio che ha dato alle persone diversamente abili, cioè a coloro che hanno problemi simili o anche più gravi di quelli di Zanardi.
che si muoveva con le protesi, e c'è chi addirittura non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto dopo incidenti spaventosi che purtroppo siamo soliti raccontare, incidenti stradali con vittime, con morti, ma anche con tanti feriti che poi rimangono inchiodati sulla carrozzella o a letto. Ecco, per tutti costoro Alex Zanardi è stato un esempio di grande forza, di grande coraggio, ha spinto tanti di quelli che pensavano che non ci fosse più nulla da fare a resistere e ad andare avanti, perché così diceva Zanardi, è una vita che vale la pena di vivere a prescindere da qualsiasi disgrazia che ci possa capitare. Proprio il saluto anche della gente comune, degli amici che mettono la mano sulla bara. Magari tra poco ci collegheremo con Valentina Visentini e con Chiara Gaiani, che stanno seguendo in diretta la partenza l'uscita del feretro e poi tra poco la partenza del feretro, ma vediamo anche gli attimi di gioia che è riuscito a diffondere Zanardi, anche attraverso i suoi amici, anche attraverso persone dello spettacolo a cui era molto legato, tra questi Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, che gli ha voluto a suo modo rendere omaggio. Dedico questa pedalata al grande Zanardi, mio coetaneo, stessa età, che ieri se n'è andato. È stato un eroe per me e per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male, per gli sportivi, per tutti. Un esempio, una grande persona. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. Pedala libero, ha detto Giovanotti, che è ovviamente un appassionato di ciclismo, come sapete, ed era stato vicino anche a tutti gli atleti paralimpici, per forza di cose, ma proprio con la volontà di trasmettere questa fiducia e questo ottimismo anche in frangenti così drammatici, così tragici a volte. Vediamo il Festival Paralimpico del 2019. Perché io so di essere un uomo fortunato che, al di là di tante belle esperienze, in verità in questi primi 50 anni erotti di vita gliene ha infilate davvero un numero incredibile. Ecco, e questa è la cosa più stupefacente: quante cose diverse sono riuscito a fare nella vita anche grazie a ciò che mi è successo, a dimostrazione che in fondo in ogni momento della vita, in qualsiasi circostanza, per qualunque cosa accada, se sai ragionare, passami la battuta, riappoggiare i piedi per terra, rimettere pian pianino a posto le cose, trovare una lista di priorità, riprendere un percorso, poi anche le cose che si annunciano come le più brutte possono diventare grandi opportunità. È quello che è accaduto a me. È la passione che ti porta ogni giorno a fare con slancio ciò che occorre fare e che viceversa sarebbe lavoro, perché hai il desiderio di farlo. Io credo di aver vinto gare nello sport, nell'automobilismo e poi con l'handbike, perché ho certamente dei talenti, ma è anche tutto il tempo passato a studiare ciò che avrei potuto fare per migliorarmi ancora. Vediamo allora con la nostra regia, Edoardo Paris e Tony Paul, torniamo ancora a Padova in diretta, perché continua questa processione di persone, di cittadini comuni che hanno chiesto di poter salutare per l'ultima volta Alex Zanardi ponendo la mano sulla bara bianca. Vedete, credo che questa dimostrazione di grande affetto durerà a lungo, credo, perché ci sono migliaia di persone presenti davanti al sagrato e tutti hanno chiesto di poter tributargli questo addio con baci, con carezze, con le mani posate sulla bara. Per cui questo sta avvenendo in questo momento a Padova, alla fine della messa funebre
officiata da Don Marco Pozza. E vediamo ancora, tornando a Zanardi, campione uomo, qual era la sua teoria dei 5 secondi. Ne parlava tutte le volte che incontrava persone che come lui avevano problemi di salute. Vediamo. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro, e che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo. Provarci non significa tapparsi gli occhi e buttarsi comunque, perché poi quando va bene prendi anche una sonora capocciata, se va bene, perché potresti andare incontro anche a conseguenze peggiori. Però laddove esiste il rischio di sbagliare, attenzione, di commettere un errore che ti riporta un po' indietro, ma le possibilità sono in misura superiore, allora è lì che devi attingere all'esperienza che hai già fatto, al tuo talento, a ciò che hai già costruito, per dire: i rischi posso controllarli, però se le possibilità effettivamente ci sono, tanto vale tentare. Ovviamente tanti ricordi e tante parole anche da parte di chi ha avuto modo di gareggiare con un grandissimo campione. In questo caso sentiamo rappresentanti degli atleti olimpici, gli Azzurri d'Italia. L'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, il presidente della sezione di Padova Filippo Belloni, un po' insomma anche l'emozione di essere qui per ricordare un campione che immagino era al vostro fianco. Non solo era al nostro fianco, era il nostro socio, e per noi è sempre stato un grande onore averlo come socio. L'ho incontrato moltissime volte ed è sempre stata un'emozione parlare con lui, perché era un uomo che sappiamo tutti cosa ha passato, ma aveva un'energia positiva che ti trasmetteva con una capacità e con una forza formidabile. Quindi anche un testimonial, tra virgolette, ideale per chi poi fa come voi, insomma, l'attività anche di diffusione dello sport. Assolutamente sì, perché lui era un agonista nato. Da lì la famosa regola dei 5 secondi. Dai ancora 5 secondi del 110% di te stesso e vedi che gli altri non ti raggiungeranno. Era un comunicatore davvero eccezionale. Ripeto, trasmetteva energia positiva e chiaramente era un testimone impensabile di quello che ha passato e della costanza, della volontà di recuperare, di rifare una vita, di rivolgersi. Ha completamente stravolto la sua vita adattandosi a quello che la vita gli aveva costretto ad accettare. Persone così fanno bene allo sport. Sono abbastanza uniche, quindi bene che ci sia stato e non lo dimenticheremo mai. Torniamo in diretta a Padova, dovrebbe esserci in collegamento Chiara Gaiani mentre continua la processione di persone che vogliono salutare per l'ultima volta un grandissimo campione. A te Chiara. Direttore, eccoci, continua come dicevi l'omaggio delle persone ad Alex Zanardi, arrivano alla spicciolata tutte commosse, una carezza veloce alla tomba di legno chiaro coperta di rose bianche del grande campione, del grande uomo, un affetto profondo, quello che si respira in questo momento, lo stesso affetto che abbiamo sentito da quando siamo arrivati in questa piazza
triste che si è proprio sentito anche durante tutta la celebrazione del funerale presieduta da Don Marco Pozzo. Un Alex Zanardi che è stato ricordato per la sua infinita capacità di resilienza, un Alex umano incontrato in autogrill da Don Marco Pozzo, un Alex che è stato raccontato anche dal figlio Nicolò, che al termine della celebrazione ha preso la parola quasi un po' a sorpresa nel suo essere felice soprattutto nelle piccole cose, mentre impastava la pizza a casa, mentre si faceva un caffè, e questa lezione di grande semplicità, di grande umanità che ha trasmesso Alex Zanardi ha raggiunto tutte le persone che sono venute qui oggi a tributargli l'omaggio, un omaggio davvero sentito, profondo, di cuore, con gli atleti di Obiettivo 3 schierati tutti nelle prime file vicino ad Alex Zanardi, perché sappiamo che a questa associazione dedicata proprio al lancio, perché è nata forse con lui in Italia, allo sport paralimpico, ha dedicato le energie dell'ultima parte della sua vita e stava correndo anche per beneficenza, per raccogliere fondi, quando nel giugno del 2020 ha avuto il tragico incidente che poi l'ha portato ad una condizione diversa. Ecco, vedete anche il senatore Antonio De Poli si è avvicinato proprio pochi secondi fa alla bara di Alex Zanardi, un omaggio che continua davvero. Vediamo tante persone, qualcuno arriva anche col sorriso che ha caratterizzato la vita di Alex Zanardi, e tanti arrivano con le lacrime agli occhi. Un momento molto commovente, molto emozionante anche per noi che siamo qui a raccontare questo saluto, stiamo a raccontare l'ultima corsa, l'ultimo viaggio di Alex Zanardi. Ecco, veramente tantissime persone si sono avvicinate, tante persone sono arrivate, ne abbiamo anche incrociate anche da Bologna, città che è rappresentata proprio dal sindaco Matteo Lepores. Anche a Bologna in questo momento c'è il lutto cittadino, in chiesa c'erano anche rappresentanti, ve l'abbiamo già raccontato, del mondo dello sport ma anche della politica, tra gli altri il campione che è bolognese Alberto Tomba, e Bebe Vio, che noi abbiamo visto arrivare accompagnata dal presidente del CONI Giovanni Malagò, ma che abbiamo visto anche molto provata. Bebe Vio che è entrata in chiesa davvero molto emozionata, profondamente emozionata, e che è uscita senza rilasciare alcuna dichiarazione. Ecco, accanto al feretro, non so se il collega riesce a inquadrarlo anche, padre Federico Lauretta si sta per avviare l'ultimo viaggio di Alex Zanardi. Ecco, le ultime persone si avvicinano. Ecco, sta uscendo in questo momento dalla chiesa. Stavo cercando di capire se c'erano delle persone che stavano uscendo dalla chiesa, se c'erano i familiari che in questo momento stavano uscendo dalla chiesa. Direi di no. Mi sembrava di aver visto questo un momento. Vedo però che si stanno muovendo anche i colleghi, si stringono alle persone. Sì, è la moglie di Zanardi. Vediamo se riusciamo ad avvicinarsi. Ci siamo. Ecco, direttore, direi che ti lascio la linea adesso. Grazie molte, davvero, grazie molte a Chiara Gaiani e a Valentina Visentina, ai nostri tecnici, per questa diretta da Padova per i funerali di Alex Zanardi. Si è appena conclusa la messa funebre. Torniamo alla cronaca nera. Vi abbiamo parlato di una vittima di un incendio a Cessalto, è andata in fiamme una abitazione, è morta una donna di 81 anni, lievemente intossicato il marito. Sentiamo.
Il rogo è divampato dalla canna fumaria del camino della cucina, estendendosi rapidamente al resto dell'abitazione. Tragedia all'alba a Santa Maria di Campagna, frazione di Cessalto, in una casa rurale dove vivevano 2 anziani coniugi. È stato il marito, Graziano Dal Cortivo, 84 anni, ad essere svegliato da un botto poco prima delle 5 del mattino. Ha aperto la finestra ed ha visto il fumo che già usciva dal piano di sotto. Assieme alla moglie, Elena Zamunero, 81 anni, è uscito dall'abitazione. Nel cortile erano riusciti a mettersi in salvo entrambi, portando anche il cagnolino. È stato in quel momento però che la signora, vedendo che stavano per andare perduti tutti i ricordi della sua vita, è voluta rientrare per prendere almeno qualcuno degli oggetti più cari, un desiderio che purtroppo gli è stato fatale. Arrivata al primo piano, probabilmente si è sentita male a causa del fumo acre che ormai aveva invaso l'abitazione. È entrata in una camera sdraiandosi sul letto e lì l'hanno trovata ormai senza vita i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con diverse squadre da Treviso, Motta, Portogruaro e Conegliano. Per Elena Zamuner purtroppo non c'è stato nulla da fare, una leggera intossicazione da fumo. Per il marito, la coppia ha 4 figli, è la figlia Laura, straziata dal dolore, a raccontare il dramma vissuto dai genitori. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto che mia mamma ha preso fuoco la casa e mia mamma era dentro e basta. Mia mamma ha sempre fatto tutto per noi. E 18 anni fa ha avuto un infarto e 4 anni fa ha fatto 5 angioplastiche. Mio papà non voleva che lei andasse dentro perché voleva andare a vedere dei ricordi e invece lei è andata dentro e lui non riusciva a prenderla perché sono tutti e 2, lei 81 e lui 84 e lei ha voluto andare dentro e poi ha sentito un urlo. E hanno detto che ha anche i capelli un po' bruciati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti con 7 mezzi e 20 operatori, si sono precipitati anche i sanitari del 118 e di carabinieri che ora conducono le indagini sulla tragedia. Servizio di Marta Marangon ed è sotto shock un intero paese dopo la morte di Giuseppe Zanon, volontario di 65 anni, morto dopo essere precipitato da 3 metri di altezza mentre stava facendo lavori sul tetto del circolo ricreativo di Villa d'Asolo. Sul posto per noi Vanessa Banzatto con l'operatore Alessandro Costacurta. A te Vanessa. È proprio in quel cortile che ieri pomeriggio Giuseppe Zanon è stato ritrovato riverso a terra, privo di vita. Tra le prime persone arrivate subito dopo l'accaduto proprio Giordano Vendrasco, lei è sacrestano, lei è anche però grande amico di Zanon. Cos'è successo? Cosa è successo sinceramente non ne so dire, perché quando sono arrivato qua mi sono trovato la nuora, la Iris, che mi chiamava e mi fa vieni che c'è Giuseppe per terra, e sono entrato là in bocciofila e me lo sono visto per terra, c'era Fabio che urlava papà e là l'ho rivisto a terra, poi ho chiesto se aveva chiamato i soccorsi, mi vedo che aveva chiamato il 118 e da là sono uscito in strada e ho aspettato che arrivasse il 118, però purtroppo l'ho visto per terra che non si muoveva e là c'era ben poco da fare. Infatti dopo che sono arrivati i soccorsi si sono accorti anche loro che non c'era purtroppo, ripeto, non più nulla da fare, e questo è quanto so. Quando ho visto sulla cosa sia successo, ripeto, non so perché sono arrivato quando purtroppo Giuseppe era già per terra. È una grande perdita, è una persona che ha dato sempre tutto di sé per il paese. Sì, Giuseppe era la classica persona che penso abbia speso la sua vita per tutti gli altri e ha sempre messo il volontariato davanti a se stesso. Una persona che penso che in tanti ci ricorderemo perché, ripeto, lui ha sempre messo il cuore, ha messo sempre gli altri davanti prima a se stesso. È uno che come ripeto, il mio sinceramente, come mi diceva anche il nostro parroco, non l'ha mai visto vestito da festa, sempre vestito da lavoro, perché lui era disponibile sempre a lavorare per tutti. Chiunque chiamava, Giuseppe veniva, correva. Io lo chiamavo per fare anche i piccoli lavori e Giuseppe era sempre pronto, disponibile. È una persona veramente che penso che sia un grande vuoto qua nel nostro paese. Era il suo braccio destro? Sì, il mio braccio destro, perché quando lo chiamavo Beppi correva.
disponibile, perché in qualsiasi momento c'era da fare, dovevamo fare questo, e lui c'era sempre per tutti, purtroppo. Lui era anche alpino, lui faceva parte del comitato Sagra. Ci era dentro il direttivo del gruppo Alpini e era, come si può dire, la macchina lavorativa del gruppo Spontaneo all'interno della Sagra, tutte le varie manifestazioni che facciamo qua nel nostro paese. Lui lo chiamavi, lui era sempre pronto, sempre attivo, sempre attivo. L'ho visto una persona che, come ho detto prima, una persona che ha sempre speso tanto della sua vita per gli altri, questo sì. Adesso si dovranno fare le indagini per capire cosa possa essere realmente successo ieri pomeriggio, proprio in quel terribile momento, e allora guardiamo il servizio che va a ripercorrere un po' i punti principali di quanto accaduto. Sono stati inutili i soccorsi per Giuseppe Zanon, 65enne di Villa d'Asolo, morto sbattendo violentemente la testa dopo una caduta da circa 3 metri di altezza. L'episodio si è verificato intorno alle 16 all'interno del circolo ricreativo di Via Calderon, nei pressi della parrocchia. La gravità delle ferite riportate al cranio avrebbe causato il decesso pressoché immediato dell'uomo. L'elisoccorso, intervenuto in pochi minuti assieme a un'ambulanza e all'automedica del SUEM di Crespano, è infatti rientrato alla base subito dopo la constatazione del decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta, raccogliendo anche le testimonianze delle persone eventualmente presenti al momento del fatto. Un malore, una scivolata, una distrazione, tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti per capire cosa abbia causato la caduta, avvenuta mentre il 65enne, ex muratore e da sempre volontario della parrocchia, stava facendo dei lavori sul tetto dell'edificio adibito a bocciofila. Non è chiaro come Zanon sia arrivato in cima alla copertura, né appunto cosa lo abbia fatto precipitare a terra, provocandogli la frattura del cranio. È stato un altro dei volontari a trovare il cadavere già a terra a metà pomeriggio. Vasto il cordoglio per l'intera comunità parrocchiale e civile, dove Zanon era molto conosciuto. Grazie, servizio di Mirko Cavallin, il collegamento di Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Andiamo a Vicenza per il progetto di un nuovo impianto per recuperare inerti a Isola Vicentina. Sta montando la polemica per la possibile autorizzazione a realizzare un impianto molto impattante per la zona che sorgerebbe a poca distanza da un altro impianto molto simile. I cittadini si stanno mobilitando. Andiamo da Daniele Garbin con l'operatore Simone Squarcina. A te, Daniele. Il progetto di un nuovo impianto di trattamento e recupero inerti a Isola Vicentina, una struttura che preoccupa molto i cittadini che vivono e lavorano a ridosso della zona industriale. Diventerebbe un inferno, ci hanno detto, proprio perché cambierebbe quello che è l'inquinamento dell'aria, il traffico e le polveri, soprattutto temono i rumori che trasformerebbero la vita di queste persone e anche di altri, visto che vicino ci sono anche delle zone coltivate. Hanno cominciato ad attivarsi e soprattutto hanno promosso una petizione. Daranno battaglia, ci hanno detto, in Consiglio Comunale, soprattutto per condizionare l'esito di quello che sarà poi la valutazione della provincia. Queste le loro voci. È una situazione brutta, insomma, dopo ci sarebbe già una strada molto trafficata, col via e vai anche di camion, sia da qua ma anche dal centro del paese, sarebbe questo. E in più la polvere è quello che preoccupa molto di più, perché comunque ci sono anche bambini. Abbiamo visto che c'è una petizione, almeno un centinaio di... Sì, ci sono la raccolta firme che ha raccolto mio fratello insieme col cugino che abita qua, e quindi ce n'è anche una raccolta che è stata messa lì, che ci ha prestato il locale Il Nova per fare la raccolta firme, insomma, chi volesse contribuire a dare una mano, insomma, in questo allora senso. Avete deciso, insomma, alla fine di dichiarare battaglia? Beh, certo. Per forza, ma si pensa un frantoio lì, so che demoliscono dei capannoni, portano qua il materiale e lo... Sì. Qui a Isola c'è già un frantoio. Non ne abbiamo bisogno del secondo. Cosa succede? Il traffico qua lo vedete, e dunque camion che vanno e vengono, già ce ne sono tanti,
dopo saranno e la polvere. Qui sarà un vivere un po' diverso, diciamo, perché prevedono una lavorazione, diciamo, un recupero di questi materiali inerti a cielo aperto, quindi per noi che viviamo qui vuol dire respirarla e viverla, cioè anche semplicemente aprire le finestre, ci entra dentro casa, e tutti i campi qua della zona comunque sono campi coltivati a destinazione animale, quindi comunque si dà da mangiare ad animali. Noi abbiamo orti, ma non solo, anche una questione di salute di noi persone, insomma, cosa andiamo a respirare, cosa sentiamo durante il giorno, c'è un disturbo comunque del quieto vivere, delle nostre giornate. Parliamo di politica, alle prossime amministrative a fine maggio a Venezia, in furia la campagna elettorale, i candidati, i sindaci sono 8, li sentiremo tutti via via da qui al voto, sono 8 candidati. Oggi saluto e ringrazio Luigi Corò, buonasera Corò, che è il candidato sindaco di Venezia per Roberto Vannacci, perché è Futuro Nazionale, ma la lista è Futuro per Venezia e Mestre. Futuro per Venezia e Mestre, noi non siamo i candidati di Futuro Nazionale, certo è che siamo tutti iscritti a Futuro Nazionale. Futuro Nazionale non si presenta quest'anno perché è in fase costituente, però hanno concesso ai propri iscritti di poter presentare in autonomia una lista civica e noi l'abbiamo fatto perché riteniamo doveroso far sentire la nostra voce e soprattutto ritengo un'opportunità per Venezia di avere in Consiglio Comunale noi, in quanto portatori di valori che si stanno perdendo. Così il mondo non va, il mondo sta andando veramente alla rovescia. Vogliamo che anche Venezia possa ripartire, vogliamo ridare un futuro a Venezia, Mestre e Marghera. Corò, ecco, lei è molto noto perché da molti anni praticamente è a capo di battaglie civili contro il degrado, contro lo spaccio, ha subito anche delle aggressioni perché proprio personalmente ha cercato di trovare delle soluzioni, no? Allora, sono anni, tutti sanno che non parlo in campagna elettorale di degrado, ma l'ho vissuto in prima persona come presidente del CMP e non solo. Il degrado lo sto combattendo mettendoci non solo la faccia, qualche volta, ahimè, sono stato pure aggredito. Si sa, quando si va incontro certe mafie, quando ci si oppone a un certo sistema delinquenziale, c'è pure il rischio dell'aggressione, lo devi mettere in conto. Mi è capitato, ma non sono riusciti a farmi tacere. Ho continuato, siamo contenti perché abbiamo comunque ottenuto dei grandi risultati. C'è ancora molto da fare. Noi possiamo vincere la battaglia contro il degrado, però dobbiamo imporre delle regole ferree. Ci vuole una tolleranza zero nei confronti di chi delinque, in particolare nei confronti degli spacciatori. C'è bisogno di investire con l'aumento dell'organico della polizia locale, soprattutto con servizi in borghese. A poco serve l'unità in divisa con l'auto di servizio, perché viene immediatamente vista e di conseguenza vengono allertati tutti gli spacciatori. C'è bisogno di un'attività di contrasto seria, che passa anche per la chiusura di tutti i covi. Noi purtroppo abbiamo tutta una serie di strutture, edifici abbandonati che diventano covo per chi delinque. C'è bisogno di chiuderli e di imporre alla proprietà di questi la vigilanza, altrimenti li si deve portare in tribunale, perché non è possibile che un qualsiasi soggetto permetta a delinquenti di poter avere il loro covo ed essere di danno per la collettività intera. Ecco, sulla progettata moschea di Via della Giustizia c'è polemica, voi come... Allora, l'assurdo, la storia della moschea ha dell'assurdo. La moschea in Via della Giustizia non può essere fatta,
perché non vi sono le condizioni per poterla fare. E ora di farla finita, che dei personaggi acquistano un locale piuttosto che una struttura e decidono che questa diventi una moschea. Le moschee sono dei servizi che sono regolamentati da legge. C'è una legge regionale che deve essere applicata. Per la legge regionale lì non ci può stare, perché non ci sono le condizioni minime di sicurezza. Quell'area, a parte che ha dei vincoli di inedificabilità legati proprio alla presenza e alla confluenza di 3 linee ferroviarie, ma non è agibile ai mezzi di soccorso in caso di bisogno. Pensate che l'unica via d'accesso, ce n'è una sola, perché l'altra è solo ciclo pedonale, c'è un bel passaggio a livello che quando rimane chiuso per molti minuti, perché passano i treni merci a passo d'uomo e ne passano durante il giorno. Cioè, è impossibile pensare che in quell'area vi sia una struttura che accoglie migliaia di persone. Qualsiasi cosa dovesse accadere è impossibile dare soccorso su vasta scala, ma è impossibile anche permettere una fuga in massa. È un assurdo. È una zona che è chiusa su tutti i 3 lati, perché è un triangolo, dalla ferrovia e quindi da tutte le recinzioni della ferrovia. Sarebbe un disastro in caso di emergenza. E in ogni caso, la legge è legge. Se non vogliamo far rispettare alle autorità religiose di un popolo le regole, la legge, come possiamo pretendere che poi quel popolo le rispetti? Molto chiaro. Senta, sempre sul fronte della sicurezza, borseggiatori, borseggiatrici a Venezia, come si può fermare? Come si può smantellare tranquillamente lo spaccio a Mestre? Lo si può fare con i borseggiatori e pure con gli scatolettisti. Oggi giorno la tecnologia ci consente di avere delle telecamere che sono in grado di avvisare quando un certo personaggio, attraverso il riconoscimento facciale, si trova in quell'area. Io dico, li conosciamo, ancora meglio li conosce la legge, basta utilizzare questa tecnologia e quando li si vede il sistema può immediatamente allertare e li si può andare a prendere prima ancora che inizino, tra virgolette, il loro servizio. Ecco, però voi non ci sono apparentamenti con altri gruppi, quindi correte da soli in sostanza, dopodiché si vedrà, insomma, no? Certo. Allora, noi abbiamo fatto questo tipo di scelta perché ci vogliamo un attimo identificare come il terzo polo, quel polo che non accetta la metodologia con cui si è governato non solo negli ultimi 10 anni con il centrodestra, ma pure prima con l'amministrazione Orsoni. Noi vogliamo essere quell'alternativa pulita. Stop agli scandali, stop ai favoritismi, stop al malgoverno. Poi, chi andrà al ballottaggio? Beh, se la popolazione recepisce il nostro messaggio, credo che ci abbiamo delle opportunità pure noi, quindi attendiamo l'esito. Noi ci mettiamo a disposizione. Noi vogliamo essere quella possibile alternativa, quell'alternativa pulita, quell'alternativa che crede nei valori che hanno fatto grande la nostra terra. Ecco, vorrei ricordare che se la nostra terra è così ambita da richiamare persone, cittadini da tutto il mondo, è perché abbiamo una storia, abbiamo una cultura e grazie a questo abbiamo potuto realizzare quello che noi vediamo. C'è un aspetto però, bisogna fermare l'esodo, non solo da Venezia, perché Venezia ha bisogno di Venezia, ma anche da Mestre e Marghera. I nostri concittadini veneti di originamento se ne stanno andando e per i problemi legati alla sicurezza, problemi legati al degrado, ma pure per mancanza di lavoro e alloggi per i veneziani. Quindi noi vogliamo fare una politica che permetta ai nostri concittadini di avere alloggi, soprattutto le coppie giovani, così da poter dare un futuro alla nostra terra, ma pure per gli anziani. E poi
vogliamo anche mettere in chiaro che le aziende con un necessario rilancio di Porto Marghera che vengono, non devono in nome delle loro dinamiche, in nome della loro speculazione, sottopagare così che i nostri non trovino occupazione. No, c'è bisogno che le aziende che vogliono investire su Venezia, sul nostro comune, aprano ai nostri giovani, senza lo sfruttamento. Altrimenti, per quanto mi riguarda, se ne devono andare. Non è possibile che abbiamo un'azienda come Fincantieri, giusto per non far nomi, che ci ha portato qua migliaia e migliaia di persone che hanno creato, proprio per il gran numero dei problemi legati all'integrazione, legati alla ghettizzazione, e questa non abbia permesso ai nostri giovani di avere un'opportunità lavorativa. Corò, grazie Luigi Corò, che è candidato sindaco alle prossime elezioni di Venezia per Futuro per Venezia e Mestre, la lista Futuro per Venezia e Mestre, che è ovviamente collegata al generale Roberto Vannacci. Grazie Corò, a presto, grazie. Buon lavoro. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Dalle prime pagine dei giornali locali vediamo il giallo di una padovana che è sparita nel nulla a New York. Elisabetta Tai fu molestata da Epstein, titolo sul Mattino di Padova. Il ministro degli affari esteri ha aperto un'indagine sulla scomparsa della modella di Montagnana che vive negli Stati Uniti. Da qualche giorno non si hanno più sue notizie. Ma adesso torniamo a Padova in diretta da Chiara Gaiani, perché è terminata la messa funebre. Il feretro di Alex Zanardi ha preso la via del cimitero e sentiamo subito Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ancora. Sono state 2 ore davvero molto intense e molto emozionanti. Il feretro di Alex Zanardi ha lasciato Prato della Valle, la Basilica di Santa Giustina, il Sagrato della Basilica, da circa 10 minuti prima del suo andare. Un lunghissimo saluto con tantissime persone che si sono affollate attorno alla bara, una baglia di legno chiaro coperta di rose rosse, per dargli un ultimo saluto sfiorandola, e poi anche il grazie a tutti detto nuovamente dalla moglie di Alex Zanardi, Daniela, che è uscita con il figlio Nicolò. Un abbraccio a un uomo, un abbraccio a un campione, un abbraccio ad un esempio di resilienza, ad un uomo che imparava a usare che ha usato sempre il congiuntivo nella sua vita, così Don Marco Pozza nella sua omelia, perché ha saputo fare dell'incertezza ancora una nuova forza. Un uomo a cui si è stretta tutta la città di Padova, si è stretto tutto il Veneto. Ricordiamo che oggi in Veneto è stato proclamato il lutto regionale, c'erano davvero tantissime persone. Ecco, davvero è stata anche un'emozione anche per noi sentire come ha detto il figlio, e con questo io, direttore, mi congederei da voi, come Alex Zanardi, nonostante le sofferenze, nonostante le prove della vita, fosse sempre capace di ritrovare il sorriso nelle piccole cose, dall'impastare la pizza al fare un caffè. Questo è stato l'augurio che il figlio di Alex Zanardi, Nicolò, ha detto a tutti davanti ai 1300 che erano dentro la Basilica, le 2000 persone in totale che ascoltavano anche dal maxi schermo l'ultima corsa, davano appunto l'ultimo saluto al padre. Con questo augurio io mi congedo da voi, ringraziando per la collaborazione tecnica in questa lunga giornata il collega Cristian Roque Allende. Direttore, a te la linea. Grazie Chiara, a te, a Cristian, a tutti i nostri colleghi, i nostri tecnici che hanno consentito ad Antenna 3 e a Rete Veneto di mandare in diretta i funerali di Alex Zanardi. Ne parleremo anche stasera ovviamente, gli ospiti di Focus dalle 21:20 circa: Michele Boatto, Marzio Favero, Joe Formaggio, Giuseppe Marra, Luca Martello, Michela Nieri,
Simonetta Rubinato ed Enzo Siviero. È tutto, grazie per averci seguiti fin qui, grazie ai nostri registi Edoardo Paris e Tony Pol, ci vediamo stasera, buona giornata.